Si è svolto ieri nella sala del Consiglio Comunale di Aragona il tanto atteso patto di amicizia tra i due comuni di Comiso e Aragona. A introdurre la cerimonia il presidente della Fondazione dell'Eleuteria, Giuseppe Seminerio, colui che ha organizzato la cerimonia. Ad aver firmato il patto di amicizia i due sindaci, Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, e Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, e la dottoressa Marisol Burgio Naselli, discendente della famiglia Burgio Naselli, principi di Aragona e conti di Comiso. Questa sera entra nel vivo i festeggiamenti in onore di San Vincenzo con la 34esima sagra della salsiccia e sfilata dei cortei storici. Domani la conclusione con il cantante siciliano Mario Ingudini alle ore 20 in piazza Aldo Moro e i fuochi pirotecnici. Sottoscrivono formale patto di amicizia tra le rispettive comunità, storicamente unite da comuni radici che legano i due comuni in un rapporto di vivida fratellanza, al fine di instaurare una proficua collaborazione ed uno scambio interistituzionale che punti all'amicizia reciproca, alla promozione culturale, alla valorizzazione delle tradizioni. Intanto i miei complimenti vivissimi al professore Giuseppe Seminerio, che ho avuto l'onore di conoscere qualche tempo fa, è venuto a trovarmi nel mio ufficio a Comiso. Mi avevo già notato lo spessore intellettuale di conoscenze, oggi ho notato che questa conoscenza è supportata da una passione che lo spinge ad approfondire con amore reale per la sua terra, che non è solo Aragona a questo punto, ma anche Comiso e l'intera Sicilia, i suoi studi storici. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci sta accogliendo in una maniera così fraterna veramente nella loro splendida cittadina. Ringrazio la discendente della famiglia Aragona Naselli, la dottoressa Marisol Burgio. Ringrazio il mio ufficio turistico che in maniera così intelligente ha accettato di portare avanti questo progetto. Studiare la storia socio-economica del nostro passato, che ha avuto momenti sì di miseria, ma anche momenti di crescita e sviluppo, serve ad iniziare ad amare e a credere nelle nostre potenzialità umane e di riflesso nelle nostre potenzialità del territorio. Voglio ricordare il parco archeologico dei Templi di Agrigento. Fino a qualche decennio fa, per beghe politiche, veniva alla ribalta della cronaca come area di degrado e di abusivismo edilizio. Grazie a persone lungimiranti, come il nostro compaesano dottore architetto Giuseppe Parello, direttore del parco archeologico fino a poco tempo fa e oggi direttore, diciamo, di tutti i parchi della Sicilia, e ci onoriamo di averlo come nostro compaesano, e ad una classe politica più lungimirante, oggi il parco è stato annoverato come uno dei parchi più belli d'Italia, visitato da quasi 1 milione di persone l'anno, e quindi è un orgoglio e un vanto per la provincia di Agrigento, diciamo. E allora, rivolgendomi a voi cittadini, dico che il futuro è nelle nostre mani, nei nostri modi di agire e nei nostri modi di fare. Spero che questa sottoscrizione di questo patto di amicizia tra Aragona e Comiso continui nel tempo e porti frutto alle nostre popolazioni.